detto Antonio Di Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, lei che insomma di intercettazioni quando era giudice ne ha ordinate diverse, che cosa ne pensa di questo problema? Legittimo che tutti spiino tutti o che solo magari gli Stati Uniti spiino tutti? Che sia illegittimo è all'evidenza di tutti. Che lo fanno, soprattutto le grandi potenze, anche questa è una realtà. Il problema di fondo è come fare a fermare, visto che ormai con un sistema così globale della comunicazione e quindi anche della possibilità di intercettare è difficile poter controllare, perché oltre che dirti non lo facciamo più, continueranno a farlo il giorno dopo. Il problema di fondo è quindi in una rinnovata collaborazione con gli Stati Uniti per farsi dire esattamente come stanno le cose e soprattutto per quanto riguarda noi italiani mi verrebbe da dire forse a noi ci intercettano meno perché serviamo meno, ma ricordo che l'Italia sta in un punto centrale rispetto al Medio Oriente che è il punto focale di tutto ciò che accade, quindi io credo che prima si arriva a un'Europa unita, più forte, l'Italia da sola vale poco, ogni Stato dell'Europa vale poco, ma un'Unione Europea io credo che possa essere in grado anche di rispondere non solo politicamente ma anche governativamente agli Stati Uniti e alle grandi potenze mondiali. Ancora la Repubblica, Letta a Kerry, aspettiamo risposte, gli Stati Uniti la sicurezza è importante. Letta e Kerry si sono incontrati ai margini del vertice che c'è stato con il premier israeliano Netanyahu. Veniamo ai temi della politica interna, il giornale Guerra Fredda, Fitto Alfano, il Cavaliere non mi fido di nessuno. Nulla di fatto dopo il faccia a faccia tra vice premier ed ex ministro sul futuro del partito. Berlusconi pessimista, mi parlano di pacificazione ma vogliono solo eliminarmi. E poi ancora dal Corriere della Sera, vogliono solo farmi fuori, il PDL, la giustizia va cambiata, decadenza, voto palese e polemica su Grasso, e c'è la foto dell'ex senatore De Gregorio che con le sue affermazioni alla giustizia ha scatenato l'ultimo fronte d'inchiesta nei confronti di Silvio Berlusconi. De Gregorio, che era un senatore della sua IDV, è un test credibile? De Gregorio noi l'abbiamo candidato quando non lo conoscevamo. Vorrei far presente che De Gregorio è stato ricandidato da Berlusconi, quindi oltre alle ragioni per cui è stato rinviato a giudizio, cioè i soldini che ha preso, evidentemente faceva parte di quel patto anche la ricandidatura. Ma per notizie, do una notizia che non ancora date voi e non ho visto ieri nelle agenzie. In quel processo, sia di De Gregorio sia del rinvio a giudizio di Berlusconi alla Vitola, c'è una parte lesa, una vittima, una parte civile, ed è l'Italia dei Valori, che è stata ammessa come parte civile in quanto vittima di questa truffa e quindi già nella sentenza di condanna di patteggiamento di De Gregorio è stato riconosciuta un risarcimento a noi, a cominciare dalle spese legali, e ci costituiremo parte civile. Sarà bello andare a vedere questo prossimo processo a Napoli, Berlusconi e la Vitola di là e me di qua, perché io sono parte civile, ho qualcosa da domandarti, caro Silvio, ho qualcosa da domandarti. Allora, dice La Stampa, mentre il giornale dice Berlusconi è pessimista, eccetera, invece per La Stampa Silvio è tranquillo e pensa allo sconto dell'interdizione. Pensavate che mi fossi fatto delle illusioni? Ghedini fiducioso, il processo non porterà a nulla. Ma veniamo ad Antonio Di Pietro. Allora, le chiedo delle cose proprio che tutti vorrebbero chiederle. Cominciamo a vedere, guardi, torniamo indietro un po' nel tempo e vediamo un pezzo di servizio pubblico in cui lei è stato ospite di Michele Santoro. Avete potuto vedere, io non l'ho mai visto 56 case in vita mia, e come avete potuto vedere, quando ne ho comprato una è perché ne avevo rivenduto un'altra e quindi legittimamente ho avuto i fondi a disposizione. E non ne ho 56, ho 3 appartamenti personalmente e la masseria di mio padre. Quindi 56 case lei non ce le ha, però anche quelle che non aveva le sono un po' crollate addosso dopo quell'episodio. Sì, guarda, le sembrerà strano, ma io sono quello che non se la prende con l'informazione. Un personaggio pubblico deve essere all'altezza anche della risposta. Io lì, nell'immediatezza dei fatti, in quella intervista, me ne sono uscito con quella frase: mia moglie non è mia moglie. Che cosa volevo dire in realtà? Volevo dire, non pensate che siccome mia moglie ha qualche appartamento, ha qualche bene suo, gliel'ho fatto io perché sono il marito. Mia moglie fa l'avvocato da 40 anni, è figlia di avvocati, è nipote di notai, ce n'ha forse più di me, e quindi sono uscito in quella frase alla Di Pietrese.
Io personalmente ritengo che ne ho pagato le conseguenze e adesso voglio ritornare in politica per portare avanti quell'idea di sempre per cui l'Italia dei Valori è nata. Benissimo, vuole tornare in politica. Allora parliamo di politica, ma non è che lo spazio che una volta era suo le è stato un po' rubato per esempio da Beppe Grillo? A Beppe ho detto privatamente e ridico pubblicamente: Beppe, non fare l'errore di Antonio, di Tonino, che fai la protesta e basta. I cittadini vogliono la protesta e ti votano tante volte non tanto per quel che protesti tu, ma per protestare contro quelli che stanno al governo e non fanno il loro dovere. Ma dopo 3 giorni dicono: vabbè, dopo la protesta, che mi dai per poter campare io? Perfetto. Allora c'è necessità di costruire una protesta costruttiva. In questo senso l'Italia dei Valori si pone oltre 5 Stelle per parlare ai cittadini anche di 5 Stelle, agli elettori di 5 Stelle e dire loro: quel che noi torneremo, lo dico qui, lo annuncio anche qui, io mi ricandido come Italia dei Valori alle prossime elezioni europee, in una squadra politica nuova, senza De Gregori, al netto degli errori che ho fatto e con un impegno, a cominciare da quel che mi è successo ieri. Se appena mi dà un minuto, non voglio rubarle altro tempo, ma ieri voglio segnalare un caso specifico che riguarda 3.400 persone. Lo dico questa volta al Presidente del Consiglio Letta: hai fatto una manovra, una cosiddetta legge di stabilità, bene, male, eccetera, eccetera. Ma mi spieghi una cosa, e anche tu, Ministro della Giustizia, mi spieghi una cosa. Avete speso un sacco di soldi per 3.400 persone che venivano o giovani laureati o venivano dall'ammortizzatore sociali. Li avete addestrati a fare assistenti, segretari, ausiliari giudiziari, un mestiere particolarissimo che per far funzionare la giustizia senza di loro i giudici non fanno niente. Adesso che hanno imparato, a novembre devono andare tutti a casa. Dopodiché devi spendere altri soldi per addestrarne altri 3.400 e quelli rimangono senza lavoro. Ma non è meglio fare in condizione che la giustizia possa funzionare con personale qualificato, che prima è qualificato e mandi a casa? Capisci a me? Perfetto, allora andiamo avanti. Il Tempo in prima pagina dice: Tana libera tutti, e parla della scarcerazione dei ragazzi che erano stati arrestati dopo i disordini di Roma. Questo sempre per divertirci, come i giornali la vedono diversamente. Il Tempo ironicamente appunto dice: Tana libera tutti, mentre invece Il Fatto dice: scontri a Roma, i filmati scagionano i 6 arrestati. Voglio farvi vedere pure Il Sole 24 Ore, che dice, e qui non c'è proprio niente da ridere: autoproduzione ai livelli del 1958. Nel 2013 consegna quote 1,3 milioni, mentre le vetture fabbricate saranno meno di 400.000. Poi andiamo avanti, andiamo a vedere un'altra notizia dal giornale: arriva il liceo scontato, dura 4 anni, una riforma della scuola interessante ed importante. L'argomento di cui vogliamo parlare adesso: i soccorritori non vanno puniti, la linea europea sulla Bossi-Fini, risoluzione al Parlamento di Strasburgo, gli Stati adattino le leggi. Questo per quanto riguarda il vertice europeo sull'immigrazione che ci sarà tra oggi e domani. Noi però vorremmo tornare indietro e farvi vedere l'intervista che ha concesso al collega Bruno Ruffolo il commissario agli affari interni dell'Unione Europea Malmström, che dice: gli italiani non si lamentino in pratica perché l'emergenza non c'è. L'intervista di Ruffolo. Enrico Letta chiede un piano in 4 punti che prevede tra l'altro il rafforzamento del controllo delle frontiere esterne. Lei è d'accordo? Abbiamo fatto molte proposte. Una è il rafforzamento della cooperazione all'interno di Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne, per individuare le imbarcazioni e salvare vite umane. Ma c'è anche l'invito affinché un numero maggiore di paesi riceva chi richiede asilo. Ma in Italia si insiste molto sul fatto che la questione immigrazione non possa essere lasciata solo sulle spalle dei paesi del sud. L'immigrazione è un tema sul quale sono responsabili tutti i paesi dell'Unione, ma occorre ricordare che 5 Stati accolgono a lungo termine il 70% di tutti i rifugiati: Germania, Francia, Svezia, Gran Bretagna e Belgio. L'Italia è più in basso nella lista, quindi non è solamente un tema sulle spalle dei paesi del sud. Come giudica la situazione nei centri di accoglienza italiani?
Varia parecchio, alcuni centri funzionano bene, in altri come quello di Lampedusa occorre alzare gli standard. Siamo pronti a finanziare l'Italia, ma c'è anche la possibilità dell'apertura di una procedura di infrazione. Vogliamo lavorare con l'Italia per migliorare la situazione. Questo è un dovere che un paese come l'Italia deve essere in grado di rispettare. Allora, questo diceva il commissario Malmström, che poi ricordava che vi lamentate, il 70% delle persone che arrivano in Europa poi vanno negli stati nel nord, solo il 30% resta in quelli limitrofi, tra cui l'Italia. Siamo collegati con la sede di Catania, dove c'è ospite il Sebastiano Maccarone, direttore del centro di accoglienza di Mineo, dove proprio ieri ci sono stati, l'altro ieri ci sono stati incidenti. Allora, direttore, dal suo punto di vista, c'è emergenza o non c'è emergenza? Beh, se consideriamo che già da parecchi mesi proprio sulle coste orientali vediamo continui arrivi di immigrati extracomunitari, lascio veramente a voi l'interpretazione se si possa trattare di emergenza. Ecco, direttore, perché ci sono stati gli incidenti di 2 giorni fa a Mineo? Perché gli immigrati all'interno del CARA di Mineo lamentano le lunghe attese per l'ottenimento dei documenti al fine di poter lasciare la struttura e andare per la loro strada. Senza direttore, dal suo punto di vista la gestione è più complicata oggi rispetto che a ieri del centro? Non si tratta di una gestione complicata, è ovviamente una gestione sicuramente complessa, anche perché l'elevato numero di immigrati che ci sono là dentro, l'elevato numero di nazionalità e 400 etnie all'interno del CARA ovviamente presenta una situazione complessa, ma grazie al nostro assetto organizzativo riusciamo in qualche modo a gestire questa sorta di complessità. Ecco, accanto al direttore c'è Amir Khan Painda che viene dal Pakistan. Vorrei chiedergli qual è la sua storia, come è riuscito e come è arrivato in Sicilia a Mineo. Sì, che prima che è venuto del Pakistan a Iran y de Irán a Turquía, andare per me piedi, y de Turquía a Grecia, y de Grecia è venuto a Bari, es un paese de Italia, con il barco. E senta, adesso dove vuole andare? Vuole rimanere in Italia o vuole andare in qualche altro paese europeo? Y anche in questo momento io non lo so, che se mi incontro lavoro qua in Italia mi quedo qua, però ora lo importante cosa che aspettiamo per il documento. Perfetto. E questa è la storia di tanti ragazzi che arrivano in Italia. Grazie a Sebastiano Maccarone per essere stati con noi, grazie ad Amir Khan per aver risposto alle domande. Antonio Di Pietro, un suo commento: è emergenza o non è emergenza? Guarda, Malmström non ci azzecca niente, dimostra pure di non conoscere la geografia dell'Unione Europea. Non è una questione che il 70% sta lì e il 30% sta qua, è una questione dell'emergenza. Se il profugo passa dalla Germania, passa dall'Austria o passa via terra, o entra o non entra, ma rimane in piedi. Il problema è che nel Mediterraneo ci sono i barconi che stanno lì in mezzo al mare e a 100 alla volta vanno giù in mezzo al mare e muoiono. Il problema non è quindi di dire lì ne entrano meno che dall'altra parte. Lì entrano o non entrano, ma è una discussione che ha a che fare col diritto d'asilo. Qui ha il diritto alla vita. Come si fa ad andare incontro a centinaia di barche con migliaia di persone che muoiono tutti i giorni e si dice, pensateci voi italiani, l'Italia è la porta d'Europa e l'Europa se ne deve fare carico, non può pretendere dall'Italia solo di far quadrare il 3%, perché col 3% del PIL si muore. Perfetto, io volevo vedere in conclusione con Antonia Marini un titolo, perché non ci risparmiamo niente, ci sono critiche durissime al nostro paese dall'estero. Sì, il Financial Times titola Lampedusa, il caso di Lampedusa getta vergogna sull'Unione Europea. Queste le parole di Bernard Kouchner, appunto uno dei fondatori di Medici Senza Frontiere. Dell'Unione Europea però, non dell'Italia. Certo. Anche. Grazie, siamo nell'Unione Europea. Allora, grazie ad Antonio Di Pietro, adesso linea subito al TG1.